Buongiorno, ben ritrovati in diretta, buon inizio settimana. Quella di ieri però è stata una giornata davvero difficile, una giornata di sangue. Trovato, lo ricordiamo, un 18enne privo di vita sulla Ponte Bana in provincia appunto di Treviso, trovato privo di vita. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, poi ripercorreremo quella giornata, quel momento a Treviso, ma non solo, perché c'è stato un omicidio a San Candido ed è morto però alcune ore dopo il ricovero in ospedale il 48enne, l'ex guardia giurata che ha ucciso l'anziano padre malato e la vicina di casa, barricandosi poi fino all'irruzione delle forze dell'ordine. Ed ancora in provincia di Bologna, ma riguarda un vicentino, ed è sempre un giovane di 25 anni, residente nel Vicentino in vacanza nell'I di Ferraresi, che è morto ieri pomeriggio dopo essere scivolato da uno scoglio a Porto Garibaldi. Il giovane è stato visto sparire sott'acqua dopo diverse disperate bracciate nel tentativo di chiedere aiuto. Alcuni turisti hanno chiamato immediatamente i soccorsi attorno alle 19, dopo oltre 3 ore di ricerca. La Capitaneria di Porto e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo del giovane originario del Pakistan a 10 chilometri dallo scoglio da cui era scivolato. E come vi avevo detto, il giallo di questo 18enne è trovato lungo la strada sulla Ponte Bana, una strada fra l'altro trafficata, una strada già pericolosa di per sé, molte ipotesi. Il giovane era privo di vita ed è giallo perché bisogna ricostruire che cosa è accaduto e se davvero è stata un'auto pirata a investirlo e poi lasciarlo privo di vita sulla strada. Una giornata, quella di ieri, che è davvero serrata di indagini per i carabinieri. Intanto oggi dovrebbe essere conferita l'autopsia. Il ragazzo aveva una profonda ferita alla testa. A dare l'allarme quando è stato trovato è stata un'infermiera che ha trovato il corpo riverso a terra mentre stava percorrendo la Ponte Bana. Vediamo il servizio. Una fine tragica che lascia aperta un'ipotesi, anche la più cruenta, quella di un 18enne del Burkina Faso, ospite di parenti a Treviso, trovato morto poco prima dell'alba sul ciglio della strada lungo la Ponte Bana a Nervesa della Battaglia, rannicchiato con una vistosa ferita alla testa, sangue ovunque. Per gli operatori del soccorso un'alba di mobilitazione, per i carabinieri una domenica segnata da rilievi e indagini continue per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Sono le 5:30 quando al 118 arrivano 2 segnalazioni da altrettanti automobilisti, una in particolare è quella di una donna diretta verso Ponte della Priula, di ritorno dall'aeroporto Canova. La sua Clio resta parcheggiata per diverse ore nel vicino Tamoil, ha una gomma a terra sul lato destro, probabilmente ha urtato il corpo del giovane che si trovava già a terra. Di certo quando i sanitari arrivano sul posto per il 18enne, Cheikh Tidiane Banche il suo nome, non c'era più nulla da fare. Capita la gravità della situazione, il tratto di Ponte Bana viene chiuso, il traffico deviato, arriva anche il nucleo della scientifica, la scena viene cristallizzata per alcune ore fino alle 10, il corpo resta nella posizione del ritrovamento per consentire misurazioni e recupero di possibili elementi. La prima domanda a cui rispondere è cosa ci facesse alle 5:30 del mattino un 18enne non residente del posto in questo angolo buio di Ponte Bana, lato ferrovia. Il tratto è fuori dai centri abitati, ci sono solo aziende chiuse. Prima ipotesi: il ragazzo sta camminando e viene investito da un pirata della strada, forse ha trascorso la serata in zona, insomma un omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso. Seconda ipotesi: qualcuno scarica il 18enne da un'auto in corsa, magari già ferito, un'aggressione, un gioco finito male, un regolamento di conti, in poche parole un omicidio. A metà pomeriggio si procede ma senza un'ipotesi di reato specifica. Il corpo del teenager presenta fratture e appunto una ferita profonda alla testa, per cui nelle
nelle prossime ore sarà conferita l'autopsia. Bisogna anche capire se il ragazzo fosse o meno alterato da sostanze. Gli interrogativi sono aperti. Tidiane proviene da una famiglia burkinabè che fino a qualche anno fa risiedeva a Ponzano, ma i familiari più stretti sono tutti in Francia. Nella Marca ci sarebbe un fratello, per ore sull'asfalto non è stato raggiunto da nessuno. Alle spalle quindi un contesto familiare problematico. Ad assistere all'operazione anche la protezione civile di Montebelluna. Per recupero della salma chiamati l'autorità giudiziaria dei carabinieri. Siamo qua, adesso gli operatori della strada qua dell'ANA stanno lavando la forma. I carabinieri coordinati dalla procura hanno lavorato per tutto il giorno nel più stretto riservo. Si guarda anche alle telecamere della Pontebana. Forse la risoluzione del giallo potrebbe arrivare da uno dei tanti occhi elettronici puntati su una delle arterie più trafficate della Marca. E come avete sentito al setaccio, le telecamere pubbliche e private sono molte, quelle lungo la Pontebana. Mettiamo tutto a disposizione, dice il titolare del Tamoil. Noi ne abbiamo una telecamera delle 4 che abbiamo e una dovrebbe aiutarci a risalire. Quindi è puntata verso la strada? Sempre nell'impianto, però lo zoom arriva fino alla statale. Cioè, prendere la statale, insomma, quei 100 metri, 50-100 metri, insomma. Mette a disposizione le sue telecamere Fabio Daniel, titolare con il fratello Michele della pompa di benzina sulla Pontebana, a poche decine di metri dal luogo del ritrovamento del corpo del 18enne sul ciglio della strada. Il tratto in comune di Nervesa della Battaglia è quello compreso tra Spresiano e Ponte della Priula, un rettilineo dove spesso si corre e teatro di gravi incidenti. Stavolta però la situazione sembra molto più complessa. Daniel conosce bene la zona, inevitabile che gli interrogativi siano tanti. E a quell'ora là non lo so cosa, sì, è un punto buio questo qua, tutto là. Scossa la stessa sindaca di Nervesa della Battaglia, Mara Fontebasso, che ha seguito la vicenda anche attraverso il consigliere Claudio Meneghetti, storico funzionario dei Vigili del Fuoco. Ci vede coinvolti nel dolore che possiamo avere nelle vicinanze di questa famiglia e sicuramente c'è un'attività di indagine in questo momento che viene svolta da parte di chi naturalmente è preposto. A sua volta il comune di Nervesa sta mettendo a disposizione le immagini del sistema di videosorveglianza pubblica. Se si tratta di un pirata della strada o peggio di un aggressore poi scappato con l'auto, qualche elemento utile potrebbe nascondersi tra i frame. Sicuramente hanno già preso visione di quelli che sono e che potrebbero essere gli elementi utili per indirizzare l'indagine in un modo o nell'altro. Speriamo possa essere al quanto presto, più presto possibile, trovata l'eventuale responsabilità o causa dell'incidente. Si è fatta chiarezza? Assolutamente sì, ci mancherebbe. E lasciamo per un momento questa vicenda che ha davvero sconvolto più comunità, perché ne parleremo davvero fra pochissimo con il nostro Christian Arboit che è andato nuovamente sul posto per sentire quali sono le novità di oggi, per capire se le indagini si sono indirizzate da qualche parte, se si capisce, se si può capire se è stato un investimento o qualcosa di diverso come abbiamo visto nei nostri servizi. Per ora però andiamo subito a Venezia perché parliamo ancora dell'inchiesta corruzione. Oggi anzi dovrebbe essere in corso il faccia a faccia con i pubblici ministeri, quindi l'interrogatorio di Boraso. Ce ne parla la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, è così come dicevi ancora in corso l'interrogatorio di garanzia dell'ex oramai assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, assistito dal suo legale difensore Umberto Pauro, proprio qui in procura a Venezia e non in carcere a Padova dove si trova recluso da oltre un mese, né in procura a Padova, in procura a Venezia perché le accuse partono proprio da qui, dalla procura di Venezia. E 11
12 i capi d'accusa a suo carico, con Renato Boraso, che ricordiamo è l'unico tra i 33 indagati per cui è stata disposta la misura del carcere. E dunque oggi non una confessione, quella di Boraso davanti ai PM che appunto lo accusano, Federica Baccaglini e Renato Terzo, ma quella che lui intende, la battaglia difensiva che intende portare avanti, è la giustificazione verso ogni fattura, ogni cosa e ogni reato che gli viene contestato. Quindi presumiamo che sarà un interrogatorio davvero fiume. Quindi con le immagini di Sandro Ponchio ti restituisco la linea. Noi nel frattempo continuiamo a tenere sotto controllo, diciamo così, la procura per capire quando uscirà l'avvocato Pauro. Da Venezia è tutto, linea a te Daniela. Grazie davvero a Anna Maria Parisi. Ovviamente se ci dovessero essere delle novità o dovesse uscire il legale, noi siamo a disposizione e ti torneremo a cedere la linea. Noi ora invece torniamo a parlare, ne abbiamo parlato in apertura di questa nostra prima edizione, del 18enne trovato morto sulla Pontebana. Vedo già pronto sullo schermo il nostro Christian Arboit, lo avevamo annunciato. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. La pioggia di queste ore sta lavando via i segni della tragedia che appunto abbiamo già raccontato in apertura. Quello è l'albero dove è stato ritrovato di fatto il 18enne rannicchiato sotto quell'albero. Fino a ieri mattina le tracce erano visibilissime. Il 18enne, lo ricordiamo, è stato trovato sì rannicchiato, insanguinato, con una profonda ferita alla testa. Ti posso dire che i carabinieri si sono spostati davvero pochi attimi fa dalla stazione di servizio Tamoil, dove hanno acquisito le immagini delle videocamere. Proprio ieri sera, proprio ai nostri microfoni, il titolare Fabio Daniel si era detto disponibile, aveva messo i nastri della videosorveglianza a disposizione. Bene, questi nastri sono stati acquisiti questa mattina. Stasera saremo in grado anche di documentarvi questo passaggio importantissimo, perché si stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita di questo teenager che con ogni probabilità, sottolineo con ogni probabilità, ha trascorso la serata o comunque parte della sua serata all'Odissea, che è uno dei locali più noti non solo della zona ma dell'intero Veneto. La discoteca avrebbe appunto trascorso lì parte della serata, e poi appunto quello che è successo è chiaramente compito degli inquirenti stabilirlo. Il ragazzo si è mosso a piedi, quindi dall'Odissea è arrivato fino a qui a piedi. Qualcuno lo ha accompagnato in auto, era in auto con qualcuno, c'è stata una lite, c'è stata un'aggressione. In questo momento non si esclude nessuna ipotesi, anche se gli inquirenti propendono soprattutto per l'omicidio stradale e l'omissione di soccorso, quindi un pirata della strada o comunque qualcuno che ha investito il ragazzo e non si è fermato. Chiaramente bisogna capire innanzitutto che cosa ci facesse un ragazzo di 18 anni alle 5:30 del mattino in questo tratto di Pontebana. Mi ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, il vice sindaco di Nervesa della Battaglia, Leonardo. Ma appunto adesso magari ci mettiamo al riparo dalla pioggia, e mentre ci mettiamo al riparo dalla pioggia, buongiorno, io vi faccio sentire l'intervista che abbiamo realizzato poche decine di minuti fa a un amico di anni, di questo 18. È la prima volta che della cerca dei familiari e dei conoscenti parla, perché fino a ieri sera tardi di fatto di questo 18enne si sapeva questo ragazzo
intercettato in via Tre Venezie a Treviso. È qui che da qualche giorno, da una settimana, ci dice questo ragazzo, Tiane viveva con uno zio, anche se pare essere un cugino, il signor Silame. Questo ragazzo, Eric, ci dice delle cose molto precise, ve lo farei sentire. Tidane abitava qui da quanto? Lui? No, lui è arrivato in vacanza una settimana fa. Dalla Francia? Dalla Francia qua. In Francia lui stava con sua mamma? Io giuro che io non conosco la storia con lui, con Suleiman. Io sono ivoiriano, lui l'altro è burkinabè. Ed era qui con uno zio, con un cugino? Ah, qua? No, gli zio. Che ragazzo era? Tu l'hai visto, lo hai intravisto? Un ragazzo tranquillo? Sì, tranquillo. Lui non parla troppo, è qualcuno di tranquillo. Non era uno che parlava tanto? No. Io l'ho visto 2 volte e dice... Ma dicono che volesse trovare un lavoro qui in Italia, che stesse cercando lavoro? È così che mi ha detto l'altro. Lui mi ha detto che non è arrivato il cugino, che lui ha cercato a lavorare qua. Va bene. Quindi era da pochi giorni qui, sì, in questo... Pochi. Ecco, questa è la testimonianza di questo ragazzo Eric che abbiamo intercettato con Nicoletta Rizzetto in viale Tre Venezia a Treviso. Qui il ragazzo viveva da qualche giorno di fatto. Abbiamo ricostruito appunto la vita di questo diciottenne, una vita giovanissima ma non facile, segnata da diversi contrasti familiari. Fino al 2020 viveva a Ponzano, poi per un certo periodo si era trasferito a Povegliano, dove ci sarebbe un fratello. Di certo c'è stata una separazione tra i genitori, il papà è nel Regno Unito, la mamma in Francia, e per qualche anno il diciottenne ha vissuto in Francia, però probabilmente le sue conoscenze erano qui e qui è venuto per trascorrere le vacanze, così ci dice Eric, ma in realtà qualcuno ci dice anche che fosse qui anche per cercare lavoro, quindi per riorganizzare la propria vita nonostante la sua giovanissima età. Vi dicevo, telecamere al setaccio qui al Tamoil, ma in realtà lungo tutta la Pontebana e anche all'altezza dell'Odissea, questo va detto, dove con ogni probabilità ha trascorso parte della sua serata. Qui con me, ve l'ho presentato poco fa, il vice sindaco Gottardo, vice sindaco di Nervesa della Battaglia. Questo è territorio di Nervesa della Battaglia, a poche centinaia di metri c'è il confine comunale con Spresiano. Questo è il mazzo di fiori che Gottardo sta portando sul luogo dell'incidente in memoria del ragazzo e come segno comunque di vicinanza della comunità di Nervesa della Battaglia. Sì, assolutamente sì. Innanzitutto vogliamo fare le condoglianze alla famiglia di questo povero ragazzo che ieri mattina qui a pochi metri da dove siamo noi ha perso la vita. È un dolore forte anche per la comunità di Nervesa, perché quando si leggono queste notizie sui giornali o sui telegiornali sembrano sempre cose molto lontane da noi. Quando le vivi in prima persona ne risente assolutamente il cuore, e anche la comunità, ho sentito oggi, ne ha risentito e vuole essere aggiornata su tutti gli sviluppi delle indagini che sono in corso. Comunque ecco, resta il fatto, parliamo di un ragazzo di 18 anni, morto nel peggiore dei modi, non sappiamo come, ma insomma trovato in condizioni davvero pietose. Ieri mattina eravamo qui, eravamo sul posto ed è stata una mattinata dura per tutti, per gli operatori del soccorso, per i carabinieri, per la protezione civile di Montebelluna che è intervenuta, per i vigili del fuoco, per tutti, anche per gli amministratori locali, perché chiaramente parliamo tanto di giovani in questo periodo, ci sono tanti fatti anche gravi che coinvolgono giovani e Diane era sicuramente un giovane, un giovanissimo. Sì, assolutamente sì, questo povero ragazzo che alle
5:30 di mattino mi sembra camminava su questo tratto di strada, che è un tratto di strada rettilineo pericolosissimo, perché sono 10 minuti che siamo qui noi e ci rendiamo conto le auto a che velocità transitano. Noi come amministrazione cosa possiamo fare? È una strada statale, possiamo solamente incentivare la verifica da parte della nostra polizia locale dei limiti di velocità. Questa è la cosa che possiamo fare. Dal 1° di settembre fortunatamente rientrerà un nuovo vigile urbano a Comune di Nervesa e sarà nostra premura chiedere un occhio di riguardo per questo tratto di strada che è pericoloso da sempre. Ecco, tra l'altro Daniela, questo è un tratto di strada pericolosissimo, ci sono state tante iniziative volte alla sicurezza stradale, è tappezzato questo tratto di strada di cartelli che appunto invocano e invitano alla prudenza. Fra poco mi sa che avrai anche ospite il sindaco di Spresiano. Insomma, si sta facendo il possibile, però lo vediamo anche oggi in una giornata di pioggia, è un tratto pericoloso dove si corre, dove i tir corrono. Sì, purtroppo sì, e diciamo anche che tutti i mazzi di fiori che sono su questi platani lungo questa strada purtroppo non bastano a far capire alla gente che bisogna rispettare i limiti di velocità. Cosa possiamo fare noi come amministrazione? Dobbiamo parlare con gli enti superiori alla nostra amministrazione, dobbiamo parlare con la polizia, con i carabinieri, dobbiamo fare di più. Purtroppo se questa vicenda fosse vittima di un pirata della strada, purtroppo dobbiamo investire ancora nella sensibilizzazione di queste tragedie, perché si tratta in questo caso di un delinquente in qualsiasi maniera. Questo quindi l'ennesimo purtroppo mazzo di fiori che va ad aggiungersi appunto ai tanti che già ci sono lungo la Pontebana. Grazie vice sindaco Gottardo, vice sindaco di Nervesa della Battaglia. Daniela, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian, ovviamente noi torneremo a collegarci con lui per qualsiasi altra novità e per capire che cosa è accaduto a questo sfortunato 18enne da poco, fra l'altro, come vi diceva, era tornato qui nella Marca. Torniamo a parlare invece dell'omicidio di San Candido, ne avevamo parlato all'inizio di questa nostra prima edizione, dicendovi appunto che purtroppo è morto alcune ore dopo il ricovero in ospedale il 48enne, l'ex guardia giurata, che a San Candido in Alto Adige ha ucciso l'anziano padre malato e la vicina di casa, barricandosi poi fino all'irruzione delle forze dell'ordine. L'uomo si era sparato alla gola dopo aver tenuto in scacco a lungo la cittadina turistica, sconvolta da quanto stava accadendo. Ho sentito nitidi gli spari di questa, mi sembrava un'arma automatica, li ho sentiti molto forti, più raffiche sono state alcune raffiche sono state. Ho sentito un tot di colpi, poi un'interruzione in tempo, poi una nuova raffica, mi sembra 3 o 4 raffiche addirittura. Quelli che il 56enne Gastone Berdozzo sente svegliandosi di soprassalto non sono petardi, come nel primo dormiveglia potrebbe sembrare. Sono l'inizio dell'orrore in cui nella notte precipita una delle località turistiche più famose del nord-est, San Candido, in Alto Adige. Berdozzo si trova nella casa dei genitori a 70 metri circa dal condominio di via San Corbiniano, dove il 48enne Hevad Kubaker, un passato da guardia giurata, ha appena ucciso a colpi di arma da fuoco il padre Herman, 90enne invalido e vedovo, con il quale vive, e la vicina di casa Valtraud Yud, 50 anni. Una notte di terrore per il paese di 3.000 abitanti e affollato di turisti, iniziata quando le urla di una lite e un forte odore di gas vengono avvertiti dai residenti dello stabile, tanto da allertare i vigili del fuoco. Ma quando i pompieri arrivano vengono accolti dagli spari del 48enne che dal balcone con il fucile preso al padre, ex guardia caccia, colpisce i loro mezzi. In quel momento si capisce che la situazione è più grave del previsto. L'anziano padre è già morto e Kubaker non esita a uccidere sulle scale la vicina, uscita di casa per capire cosa stesse succedendo. Carabinieri, polizia, la protezione civile, le ambulanze, le forze dell'ordine e di soccorso circondano l'area e danno disposizioni chiare ai residenti: restate in casa e lontani dalle finestre. Ci segnalavano appunto di non allontanarci dalla stanza e di rimanere in alcune stanze non a mira praticamente delle finestre nostre. Quindi uscivo un attimo, guardavo dalla finestra, la situazione era abbastanza seria, quindi mi sono attenuto a ciò che mi è stato detto e ho seguito un attimo il mio istinto
e ho cercato già a priori di evitare le finestre, e visto gli spari vicini. L'allarme è tale che per alcune ore anche la stazione ferroviaria viene isolata. Gli ultimi colpi di arma da fuoco alle 4. Ore terribili nelle quali, mentre nell'abitazione dove si trova il killer regna il silenzio, le forze dell'ordine progettano l'irruzione nel condominio, che diventa reale con l'intervento dei corpi speciali del GIS dei Carabinieri in mattinata. Mentre stanno entrando, Kubaker spara altri colpi all'esterno, colpendo ancora i mezzi, ma non ferma i militari. Il 48enne fugge in un'altra stanza e rivolge su se stesso l'arma con la quale ha spezzato 2 vite. Si ferisce gravemente alla gola, ma non muore. In fin di vita viene portato in ospedale. Spirerà qualche ora dopo. Cosa può aver portato l'uomo al duplice omicidio ora è in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti. So che era una persona che accudiva il padre, però di più non saprei dirle sinceramente, perché pur essendo vicini di casa, ecco, ripeto, io sono nella casa dei miei genitori, pur essendo vicini non c'era un contatto. So che era una persona che non frequentava il paese. Questo è quello che posso dirvi. E mentre nella cittadina viene decretato il fuori pericolo, resta lo sconcerto per 2 vittime e quasi 12 ore passate con il fiato sospeso che ai più hanno fatto pensare a una sola cosa. Alla follia umana ho pensato, alla follia umana. Che può manifestarsi così improvvisamente anche in un paese come diceva lei, tranquillo. Sì, che può manifestarsi così anche proprio a un vicino di casa, senza un preavviso, senza un segnale nitido. Questo è il mio pensiero. E continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Padovano, dove ci sono borseggiatori in chiesa, con l'appello del parroco che dice: non lasciate le borse incustodite, ma ce ne parla la nostra Valentina Visentini. Valentina, buongiorno, dove sei? Sì, buongiorno, ci troviamo davanti alla chiesa di San Tommaso di Albignasego. È qui che si sono consumati alcuni furti nelle ultime settimane mentre era in corso la messa, e così il parroco Don Patrizio, suo malgrado, si è dovuto costretto a avvertire con un post su Facebook e con il tradizionale bollettino domenicale tutti i fedeli, lanciando un appello chiedendo loro di non lasciare incustoditi borse, portafogli e cellulari nel momento della comunione, quando ci si allontana dai banchi, perché proprio in quel momento che sono state razziate, soprattutto negli ultimi banchi, quelli più in fondo, gli oggetti, episodi che sono avvenuti nelle ultime 2 settimane, e così il parroco ha cercato di avvertire i fedeli. Purtroppo i ladri non hanno risparmiato neanche la chiesa, ha detto il sacerdote, invitando appunto alla prudenza e all'attenzione. Intanto la denuncia sui social di Don Patrizio non è passata inosservata, perché anche i carabinieri hanno detto che insomma cercheranno di controllare quanto avviene nella chiesa di San Tommaso, anche con servizi in borghese, magari mimetizzandosi tra i fedeli. Purtroppo i ladri in questa estate hanno falcidiato un po' la provincia di Padova, prendendo di mira le abitazioni lasciate vuote, e adesso non hanno risparmiato nemmeno la chiesa. Da Albignasego è tutto, linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentini. Noi rimaniamo però sempre a Padova, perché la cronaca ci porta a parlare di risse tra giovanissimi proprio nel cuore della città, lo scontro nel quartiere Guizza la sera della vigilia di Ferragosto. Ore 21:30, piazzale Cuoco alla Guizza si trasforma in un ring. Un gruppetto di ragazzi comincia ad urlare, parolacce, insulti, volano bottiglie, si rincorrono in mezzo alla strada strappando cestini delle immondizie per cercare qualcosa da lanciarsi contro. È la vigilia di Ferragosto a Padova. La scena viene ripresa da una residente che, spaventata, chiama subito la polizia. Ho avuto paura, ci racconta al telefono. Preferisce rimanere anonima perché la preoccupazione è tanta. Non ho mai visto scene di questo tipo. Le urla riecheggiavano in strada. A terra c'era un tappeto di vetri pericolosissimi se ci passano bambini e anziani, dice. E a terra, nonostante la pulizia immediata del piazzale, rimangono ancora qualche frammento di bottiglia di birra rotta. I ragazzi sembravano molto giovani, parlavano con un accento straniero, urlavano solo parolacce. Ignoti i motivi della lite furibonda.
Anche il presidente della consulta di quartiere 4 Sud-Est mercoledì sera stava passando da Piazzale Cuoco proprio nei momenti della rissa. Ho visto anche delle persone sicuramente maggiorenni e si sono, diciamo, per motivi futili attaccati, lanciandosi anche delle bottiglie e spaventando giustamente anche i residenti. Devo anche dire che questo è un episodio veramente occasionale per questa zona qua. Le forze dell'ordine sono intervenute subito. Un evento imprevedibile e occasionale, dice Sanco, che però ha già riferito l'accaduto all'amministrazione comunale. Ovviamente sono cose che non devono succedere. Sulle risposte che possiamo dare come territorio, come consulta, comunque un'attenzione particolare l'abbiamo già chiesta all'amministrazione, che ha sempre avuto comunque, devo dire, una particolare attenzione a questi episodi. Altre risposte come territorio nel presidio cerchiamo di darle e ho chiesto appunto anche agli assessorati competenti se possono darci una mano anche per presidiare un po' più attentamente il territorio, anche facendo azioni proprio di presenza, anche con spettacoli, con attività nel territorio, per evitare che poi succedano questi momenti di degrado. Sul posto la polizia ha cercato di identificare alcuni dei ragazzi, altri invece si sono dileguati. Le indagini proseguono per chiarire l'accaduto. Ed ora invece andiamo subito a Bassano del Grappa, dove ci sono stati una serie di atti vandalici. Sentiamo. Buongiorno dal cimitero di Ancignano, frazione di Sandrigo, in provincia di Vicenza, con Federico Cibotto alla parte tecnica e con me il signor Ferdinando Toffanin, davanti alla tomba di famiglia, la parte paterna. Cos'è successo, signor Ferdinando? Qua ieri mattina sono stato chiamato da un mio amico e ha detto vieni giù a vedere perché hanno distrutto gli angeli. Il soccorso da Bassano sono venuto giù e ho visto la disfatta. Questi angeli erano appunto agli ingressi di questa tomba a forma di piramide che è gemella di un'altra tomba di famiglia, il ramo materno della famiglia del signor Ferdinando, tomba che si trova esattamente simmetricamente sul lato opposto. Hanno rotto queste statue, i pezzi hanno sparsi in giro, ma sono entrati anche dentro. Sì, sono entrati dentro, hanno mosso il sigillo della tomba. E non so se hanno buttato qualcosa dentro nella tomba. Qui riposano tutti i suoi parenti, l'ultimo è suo fratello? Sì, l'ultimo dell'anno. Il 31 dicembre? 31 dicembre. Cosa ha già avvisato i carabinieri? Sono venuti subito, sono andati dai zingari qua vicino. E adesso vedranno le telecamere, c'è una telecamera esposta all'esterno, se vedono qualcosa. Lei cosa si sente di dire dopo aver subito questo danno? Ma mi trovo in un momento che l'Italia non va bene. Questo all'estero credo che non succeda. Perché qua fanno colori nelle abitazioni, a casa loro non fanno queste cose. E non c'è ordine, non c'è disciplina, ci vorrebbe ancora la leva a fare. I militari imparano a essere educati e rispettare le persone. Questo non è l'ultimo atto di vandalismo, ce n'è stato uno pochi giorni fa anche ancora nel Vicentino, nel cimitero di Cartigliano, su cui si stanno attendendo ulteriori verifiche. Chi è entrato qui, nonostante la presenza di una telecamera all'esterno, ha anche forzato il cancello per entrare. Della situazione sono stati informati, come ci ha detto il signor Ferdinando, i carabinieri, è informato anche il sindaco di Sandrigo e quindi una situazione che continueremo a
seguire. Signor Ferdinando, come si può sistemare adesso? Sistemare che il danno, vediamo cosa dirà il comune, anche perché è una cappella storica, vecchia. Noi abbiamo un'abitazione, anche quella che è molto importante, è dell'800. Quindi un punto che è stato violato, un evento sacrilego all'interno di un cimitero pienamente da condannare. Da Ancignano di Sandrigo è tutto, a voi la linea. Grazie davvero a Mirko Cavallino, ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con altri servizi, altra cronaca, altre notizie. Siamo tornati nuovamente in studio e continuiamo con la cronaca, torniamo a parlare della tragedia di Parona nel Veronese con l'autobus che si è schiantato e vi ricordo una la vittima e 5 persone rimaste ferite e si stanno valutando, controllando le 11 telecamere che ci sono sia sulla strada sia all'interno dell'autobus. Una di queste che si trova vicino all'autista non riprende l'autista, ovviamente per motivi di privacy, però non si dovrebbe sentire la voce, non si sente nulla. Questo significa che l'autista, che è stato ricoverato in ospedale con un mese di prognosi, ferito ovviamente gravemente, non stava parlando con qualcuno né era distratto dal telefono. Questo potrebbe essere una delle ipotesi degli inquirenti. Ci sono, dice, da oggi la polizia locale alla delega anche sulle indagini affidate dal pubblico ministero, lavoro per ricostruire gli istanti immediati e precedenti lo schianto. Ci sono gli agenti del nucleo infortunistica della polizia che stanno analizzando gli elementi in loro possesso, oltre alla ricostruzione in strada con le varie ipotesi, dalla distrazione al malore al cedimento strutturale del bus. 11, come vi dicevo, le telecamere che sono ora al vaglio. In una di queste si vede proprio la badante entrare nel bus davvero pochissimi istanti prima dello schianto, ed è proprio lei la vittima di questo incidente. Dunque forze dell'ordine che sono al lavoro per ricostruire questo ennesimo davvero gravissimo incidente a bordo di un autobus. Ed ora invece andiamo a Vicenza e parliamo di aggressioni contro le pattuglie della polizia locale, 2 agenti costretti alle cure in ospedale. Cresce la polemica del sindacato e la minoranza in consiglio chiede una risposta in aula sulle dotazioni dei poliziotti. Agenti di polizia locale aggrediti e costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso per essere intervenuti in 2 distinte occasioni durante il servizio per contenere l'aggressività di cittadini stranieri. È accaduto ancora, questa volta durante il fine settimana appena trascorso. A San Lazzaro, un cittadino originario della Tunisia in stato confusionale dovuto all'abuso probabilmente di alcolici vagava pericolosamente nella notte lungo la veloce arteria di scorrimento. Per evitare che accadesse il peggio, 2 agenti di pattuglia hanno cercato di soccorrerlo, ma hanno provocato la violenta reazione dell'extracomunitario. È stato necessario l'intervento di un'altra pattuglia per contenere l'uomo e portarlo in caserma, dove è stato denunciato. Gli agenti hanno riportato ferite guaribili in oltre una settimana. A Campomarzo l'altro episodio è accaduto la sera di sabato. Gli agenti sono intervenuti per sedare una zuffa tra 2 stranieri, uno di origine indiana, l'altro tunisina. Quest'ultimo ha percosso violentemente con un asse di legno con chiodi sporgenti l'avversario, che è finito a terra dove ha perso alcuni denti ed è finito in ospedale. I primi ad intervenire i militari dell'esercito raggiunti da 2 pattuglie della polizia locale. Anche in questo caso l'aggressore ha minacciato e aggredito violentemente gli agenti prima di venire bloccato e portato in sede dove è stato denunciato. Si ripetono dunque gli episodi di violenza contro la polizia e cresce la polemica sulla dotazione degli agenti di polizia locale, giudicata insufficiente dal sindacato e dalle forze politiche di minoranza. Per garantire l'incolumità degli uomini negli interventi più difficili, dove l'uso dello spray urticante è inefficace, sarebbe necessario il taser, la cui sperimentazione è stata bloccata dall'amministrazione comunale.
Arresti e denunce per spaccio di droga durante i controlli della polizia a Padova. Nel fine settimana sorpresi a scambiare droga e denaro coi clienti, fra loro un richiedente protezione internazionale ed un 18enne accusato di 22 episodi di furti, rapine ed estorsioni. A 18 anni è stato arrestato per spaccio, ma nel suo curriculum vitae una lunga sfilza di precedenti per furto, rapine ed estorsioni, per lo più ai danni dei suoi coetanei. Il baby pusher è stato bloccato nel fine settimana in via dell'Ippodromo a Padova durante i controlli antidroga della squadra mobile. I poliziotti lo avevano notato in sella ad una bici elettrica e lo hanno fermato nel quartiere di Mortise. Nascosti negli slip aveva 22 grammi di hashish, stesso stupefacente trovato anche nella sua abitazione, per questo è stato arrestato. Sempre in via dell'Ippodromo un altro pusher è stato bloccato mentre vendeva 2 dosi di cocaina. Durante i controlli i poliziotti hanno arrestato anche un altro spacciatore di 51 anni fermato nel parco di Villa Berta in via Vigonovese mentre vendeva cocaina. In tasca aveva 635 euro provento di spaccio. In via Aspetti invece è stato denunciato un giovane richiedente protezione internazionale mentre cedeva una dose ad un cliente. Lo straniero è lo stesso che lo scorso 15 luglio aveva anche aggredito e tentato di derubare un ragazzo in via Annibale da Bassano all'Arcella. Il giovane era in bicicletta e si era rifiutato di comprare droga e dare soldi allo straniero, che così gli ha sferrato un pugno e ha cercato di rubargli la bici. Prima stavamo parlando di strade pericolose, abbiamo visto la Ponte Bana dove è stato trovato morto il 18enne, altra strada che sicuramente non è semplice, anzi diciamo che è una delle strade più pericolose della Marca, è la Treviso Mare, e ne parliamo insieme al sindaco Daniele Pavan. Sindaco Di Meulo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, diciamo che insomma, a parte la giornata di oggi che è piovosa, le altre giornate sono state calde e c'è stato davvero un assedio sulla Treviso Mare, moltissimi gli automobilisti, i turisti che si sono diretti nelle zone balneari, quindi passando anche attraverso il suo comune. Com'è andata quest'estate? Insomma, fortunatamente insomma, non si sono registrati grandi e gravi incidenti. No, fortunatamente nel nostro tratto poi di competenza comunale diciamo che non abbiamo avuto sinistri rilevanti. Abbiamo avuto comunque un disagio importante nella viabilità secondaria nel giorno del 10 di agosto, quando l'autostrada A4 fu chiusa per un grande incidente avvenuto nel tratto tra Meolo e San Donà di Piave, e quindi tutto il traffico si è riversato sulla viabilità Treviso Mare, provinciali e anche comunali. A parte quell'episodio di disagi non abbiamo registrato particolari criticità, se non le consuete, diciamo così, code / rallentamenti causate prevalentemente dalle rotatorie che ci sono lungo il tratto della Treviso Mare, e questo è l'unico, diciamo, aspetto da sollevare come, se vogliamo chiamarla, criticità. Ecco. Sindaco, rispetto agli altri anni, più code, è stata più fluida quest'anno, insomma abbiamo visto davvero a volte tantissimi automobilisti che si dirigevano verso il mare. Sì, allora noi contiamo all'incirca nei periodi di punta come appunto il periodo ferragostiano, ma anche il fine settimana di luglio, che storicamente sono quelli più complicati rispetto al periodo di agosto, perché c'è molto più traffico di pendolarismo, e contiamo circa 45-50 mila transiti al giorno sulla sezione che interessa appunto la Treviso Mare Meolo. In quei giorni lì i flussi sono sempre abbastanza intensi e c'è parecchia coda che si va a creare. Quest'anno rispetto agli anni precedenti dobbiamo rilevare però una minor persistenza di, diciamo così, intasamenti o comunque complicazioni aggravate dal traffico intenso, probabilmente dovuto anche ad aspetti puramente climatici, di calendario o anche solamente di abitudinarietà delle vacanze della gente che va al litorale. Sensibilmente riscontro una diminuzione dei transiti rispetto agli anni precedenti. Ecco, ovviamente controlli potenziati insomma, da parte delle forze dell'ordine proprio per evitare che ci siano poi dei risvolti insomma, come quelli degli incidenti stradali. Sì, noi siamo attrezzati con il nostro corpo di polizia locale, intercomunale, con altri comuni appunto del territorio,
che organizzano controlli stradali anche su attivazione da parte della prefettura. Diciamo che la polizia locale ultimamente comincia a sopperire ruoli delle altre forze dell'ordine perché spesso e volentieri sono impegnate su altri fronti. Mi riferisco in particolar modo ai carabinieri, che sono molto attivati ultimamente per le esigenze di sicurezza anche sulla zona del litorale, lasciando così un po' più scoperte le aree dell'entroterra, dove la nostra polizia locale effettivamente ha svolto ruoli anche di protagonista anche per ordine, non solo per viabilità. E quindi c'è una collaborazione continua appunto anche con la prefettura, che governa in questi casi anche di criticità con tavoli appunto specifici sulla gestione della sicurezza, e attiva appunto anche le nostre unità locali di polizia. Controlli che fra l'altro continueranno per tutto agosto e per settembre, dico, a parte la giornata di oggi, insomma, che è una giornata piovosa, poi da domani dovrebbe tornare il caldo e quindi si torna insomma a rivedere la Treviso Mare piena di macchine. Sì, sicuramente. Attenzione che nelle giornate tipo come quella di oggi, piovosa, non è da stare tranquilli, anzi, perché noi riscontriamo che la velocità media aumenta dei veicoli. Il fondo stradale da tempo asciutto diventa bagnato ed è un rischio non da sottovalutare. Quindi anche l'invito agli automobilisti che si muovono nell'asse stradale appunto discusso, fare molta attenzione, proprio perché di solito accade che quando si liberano i flussi e quindi gli spazi per correre aumentano, aumenta il rischio proprio di sinistrosità, e purtroppo è accaduto anche nella storia questa cosa, quindi fare molta attenzione, Ecco, Sindaco, lei parlava di velocità, parliamo di autovelox, quelli della discordia, con dei sindaci che sono stati denunciati, sindaci che dicono noi non li togliamo perché comunque sono un deterrente a correre, sono comunque per garantire la sicurezza degli automobilisti. Lei su questa vicenda che ormai sta facendo discutere? Purtroppo qui c'è ancora poca chiarezza e non è stato preso ufficialmente bene in mano la situazione del codice della strada e la gestione di quel nome omologazione piuttosto che autorizzazione degli dispositivi di rilevazione del traffico. Però io parto da un presupposto, un principio anche del TUEL, dove noi sindaci e amministratori del territorio dobbiamo fare riferimento, che è quello di pensare alla sicurezza della cittadinanza e alla sicurezza in generale di tutti quanti gli avventori dei nostri territori. Per cui faccio sempre riferimento a un caso, che è il caso del nostro autovelox a Meolo. Noi abbiamo avuto negli ultimi 5 anni 4 decessi esattamente in quel punto, causa incidente stradale. Abbiamo installato questo dispositivo segnalato con 7 lampeggianti prima di arrivare al dispositivo, proprio per avvisare gli automobilisti della presenza di questo dispositivo. Provocatoriamente, l'ho già detto in altre occasioni, gli introiti possono andare tutti in beneficenza. Io devo pensare in primo luogo a salvaguardare le vite umane che ci sono nella nostra zona. Siamo autorità di pubblica sicurezza, ma anche sanitaria locale. Da questo punto di vista il ruolo dell'amministratore è quello di trovare le soluzioni, purtroppo anche, diciamo così, poco ortodosse talvolta, ma che mettano davanti il bisogno principale, che è quello di salvare la vita. In quel luogo lì, quel punto lì, era a tutti gli effetti un luogo dove si purtroppo rischiava la vita. Noi abbiamo registrato un massimo di velocità di 206 km all'ora di un'automobile che è passata su quel dosso. Ecco, penso che un dispositivo del genere, potendo emettere poi la multa, abbia fatto il suo lavoro, perché sicuramente chi passerà nuovamente da quel tratto eviterà di correre a queste velocità folli, a pari di essere un potenziale assassino. Ecco, Sindaco, ricordiamo che fra l'altro la Treviso Mare è una strada davvero, a parte le rotatorie, però una strada dritta che quindi a volte insomma viene davvero presa a velocità 206 km/h, insomma è una velocità che non si fa neanche in autostrada, voglio dire. No, assolutamente no, ma questo è il caso più eclatante. È chiaro che dà fastidio
anche ricevere la multa perché si supera il limite di un certo numero di chilometri all'ora. Dà fastidio a tutti, anch'io, anche a me capita di prendere la multa, vado anch'io in giro in macchina e mi succede di superare la velocità in alcuni tratti delle strade. Purtroppo funziona così, fin tanto che non ci sarà una risoluzione anche di questo aspetto, diciamo, normativo, che non fa altro che intasare gli uffici di polizia locale, perché chi magari riceve una multa telefona per chiedere se l'apparecchio è omologato. In realtà tutti gli apparecchi installati praticamente in Italia hanno questa, diciamo così, discrasia rispetto alla norma, ma questo non vuol dire che a breve non verrà sistemata la situazione. Questo io lo ritengo necessario da fare. Ripeto, le multe diamole pure in beneficenza, non c'è nessun problema da farlo, me lo consente la Corte dei Conti, lo farò. Ecco, questo non lo metto assolutamente in discussione come il tema di fare cassa o quant'altro. Anzi, ricordo che gli introiti di una multa sull'eccesso di velocità l'ente li può spendere esclusivamente per sicurezza stradale, quindi significa rifare la segnaletica, significa mettere i guardrail, mettere in sicurezza le strade in via generale, dove appunto anche i bilanci degli enti comunali, è vero, sono in una grande difficoltà. Se non ci fossero dei determinati capitoli di spesa che sono rimpinguati, che consentono di investire sulle strade, sulla sicurezza, questo andrebbe comunque a non essere fatto. Tuttavia, ripeto, se il problema è la polemica generalizzata del far cassa, io sono il primo a dire fate una variante alla norma e possiamo poi destinarli a beneficenza, a delle onlus, a chi volete. Sindaco, lei ha solo un autovelox, che sarebbe quello, insomma, che possiamo chiamarlo l'autovelox della discordia, quello che non sarebbe, insomma, omologato? Beh, allora, diciamo che l'autovelox installato fisso a Meolo è lo stesso che c'è, è l'unico, ed è la stessa apparecchiatura che è presente su tantissimi altri territori, della stessa, diciamo, tipologia, stessa marca. Per cui, ripeto, sono tutti allo stesso livello, per intenderci, come tipologia di omologazione o chiamiamola autorizzazione come vogliamo. Quindi la situazione si presenta tal quale per tutti. Comunque sì, Meolo ha un solo autovelox fisso installato appunto per le ragioni che si diceva prima, per decreto prefettizio che l'ha individuato come punto e l'ha autorizzato proprio per l'installazione a seguito degli elenchi di sinistri appunto, che sono accaduti negli ultimi tempi. A chi chiede, Sindaco, di rimuovere queste apparecchiature non omologate, lei cosa risponde? Ma allora, fare queste esternazioni è solo per me un'assunzione di responsabilità che qualcuno non l'ha perfettamente percepita. Ripeto, tra le varie cose io devo mettere davanti la sicurezza stradale. Poi qualcuno la può anche strumentalizzare, come accade spesso, ma prima cosa è la sicurezza stradale. Io rispondo semplicemente che da quando c'è quell'autovelox non ho più avuto nessun sinistro e tantomeno nessun morto su quella strada. Se lo tolgo e dopo un mese accade il morto, chi si assume la responsabilità di questo? Sindaco, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. Grazie, Sindaco. Bene, andiamo avanti e torniamo con la cronaca e andiamo però in Friuli, Venezia Giulia, dove domenica è finita in tragedia il Golf Club senza confini ai confini di Tarvisio, dove un socio stimato, uno sloveno, ha avuto un malore che si è rivelato fatale proprio mentre giocava. Una domenica come tante altre di relax e di dedizione al suo sport preferito, il golf, si è trasformata in tragedia per Bogoslav Brezigar. Lo sloveno, 71 anni, era al Golf Club senza confini di Tarvisio, dove era molto conosciuto e stimato per partecipare a un torneo con 56 contendenti. Insieme alla moglie che lo accompagnava sempre in questo tipo di tornei del fine settimana, e proprio davanti agli occhi esterrefatti della moglie, poco dopo le 13 di domenica 18 agosto, Bogoslav si è accasciato
trovato a terra ed è stato subito soccorso proprio dalla compagna di vita. Massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, poi proseguito dall'equipe del personale sanitario del 118, non sono però serviti a nulla. Intervenuto anche l'elisoccorso, che però ha potuto soltanto constatare il decesso di Bresigar, che ha gettato nello sconforto tutti i soci del club di Tarvisio con il torneo, che ovviamente è stato subito annullato, e la giornata di festa al Golf Club Senza Confini, che in pochi istanti si è trasformata in una giornata di lutto per tutti. Torniamo nel Trevigiano. Avrebbe compiuto 22 anni a settembre la comunità di Asolo, sotto shock per la morte improvvisa di Edoardo Zamperoni, trovato morto sabato mattina a letto nella sua abitazione. Il padre, non vedendolo alzarsi, era andato in camera per vedere se il figlio avesse qualche problema e lo ha trovato senza vita. Nelle prossime ore la procura disporrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul posto anche i carabinieri. Zamperoni si era diplomato al liceo scientifico a Primo Levi di Montebelluna ed era iscritto al corso di laurea in ingegneria gestionale dell'Università degli Studi di Padova. Il sindaco Franco Dalla Rosa e l'amministrazione comunale di Asolo hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia Zamperoni, che in questo momento di grande dolore come unico conforto all'abbraccio ideale di tutta la comunità asolana e degli amici di Edoardo. A chiedere l'autopsia sono anche i familiari di Simone Moro, il 27enne di Col San Martino di Farra di Soligo, che 2 sere fa a Tarzo, di ritorno da un'escursione in montagna, era stato colto da un malore al volante della sua auto. Il giovane è morto in ospedale. Poche ore di agonia, poi il suo cuore ha cessato di battere ad appena 27 anni. È una Farra di Soligo incredula quella che si è svegliata con la notizia della morte di Simone Moro, titolare di una nota impresa di giardinaggio, la Moro Giardini, giovane molto conosciuto e stimato in paese. Le speranze che ce la potesse fare sono svanite in nottata all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove era ricoverato per l'arresto cardiaco che lo aveva colpito qualche ora prima a Tarzo, mentre era al volante della sua auto. Era stata una giornata di spensieratezza, un'escursione in quella montagna che tanto amava, assieme all'altra sua grande passione, la bicicletta. Un'escursione in compagnia di un amico e nulla che facesse presagire il peggio. Simone apparentemente stava bene. Poi, di rientro a casa in serata, improvvisamente il malore. Quella sensazione di dolore lungo la strada delle Mire a Corbanese. Pochi istanti nei quali Simone ha capito che qualcosa non andava e, nonostante tutto, ha avuto la prontezza di accostare la vettura ed evitare uno schianto, mentre l'amico al suo fianco, testimone di quanto stava accadendo, ha subito allertato i soccorsi. Di lì a poco, dalla piazzola dell'ospedale di Treviso, è decollato l'elicottero del SUEM che in pochi minuti è atterrato in un'area verde vicino alla strada delle Mire, nei pressi del cimitero del paese. Le condizioni del ragazzo erano apparse fin da subito molto gravi agli occhi degli operatori del 118 che gli avevano prestato le prime cure. Una volta stabilizzato è stato trasportato in elicottero al Cafoncello ed è iniziata l'attesa, purtroppo breve e conclusa con il peggiore degli esiti. È una tragedia davvero terribile, quelle notizie che non vorremmo mai ricevere purtroppo. Simone era un ragazzo che era conosciuto da tutto il paese, lo conoscevo personalmente anch'io come tutta la famiglia, un bravo ragazzo sempre con il sorriso, un grande lavoratore, lui era giardiniere e proprio 3 anni fa ero passato insomma a inaugurare, diciamo così, la sua attività, per la quale era molto contento. Lui era anche un grandissimo sportivo perché correva in bicicletta, un amante appunto anche della montagna. Davvero una tragedia incredibile per tutta la comunità di Farra di Soligo, di Col San Martino, dove risiedeva con la famiglia, e quindi come amministrazione ci stringiamo a papà Franco, alla mamma Mary, al fratello e a tutti i familiari che in questo momento lo piangono, per cui veramente una grande tragedia per tutta la comunità davvero. E torniamo a parlare di una vicenda che aveva davvero destato preoccupazione a Mestre, perché è stata denunciata una dei 2 tossicodipendenti che nei giorni scorsi in via Fogazzaro aveva aggredito il 30enne Gilberto Zancanaro, procurandogli ferite che il giovane aveva postato su Facebook denunciando l'accaduto. Intanto, dopo il pestaggio, i residenti chiedono telecamere e controlli da parte delle forze dell'ordine per essere tutelati contro lo spaccio e le estorsioni di criminali e sbandati.
A Mestre sta facendo discutere la nuova profilazione criminale con cui sbandati, per lo più tossicodipendenti, si avvicinano alle potenziali vittime in cerca di denaro contante per l'acquisto di una dose. Si tratta di un'estorsione vera e propria. A darne notizia con grande coraggio Elisabetta il giorno dopo il pestaggio del figlio. Ti dicono o soldi o coltello, cioè è una cosa pazzesca. È un nuovo genere di estorsione che non conoscevo, così da via Piave, cioè a meno di 1 chilometro da via Fogazzaro, Ernesto Rosapepe, da sempre in prima linea contro spaccio e degrado, invita la gente a non cedere alla paura e a comportarsi come Gilberto. Per fortuna no, qua non è ancora successo, perlomeno non ho sentito che sia successo qui. Bisogna avere coraggio di denunciare. Non cedere al ricatto dei malviventi né dei pochi spiccioli da tenere in tasca per tenere a bada i tossicodipendenti, ci dice anche oggi al telefono sempre Elisabetta. Intanto in via Fogazzaro i residenti vivono angosciati per le minacce e intimidazioni che subiscono quotidianamente, raccontano. Bisogna guardarsi attorno, cioè nel senso che quando tu cammini qui devi sempre avere occhi davanti, dietro, accompagnare gli anziani a fare bancomat. Una volta che c'era polizia, che c'erano i carabinieri, che c'era che passava, si vedeva, adesso non si vede altro. Cioè gli agenti, i vigili o la polizia o chi per loro devono scendere dalle macchine e camminare. Devono controllare le persone, devono far vedere le divise. A dirci che qui in via Fogazzaro c'è gente pericolosa, anche alcuni cittadini stranieri di loro iniziativa si avvicinano con coraggio alla telecamera. Tante brutte persone qua, brutti vuol dire gente che rubano, vendono droga, e loro gira sempre, non lo so polizia cosa fare. Lunedì prossimo, 19 agosto, Gilberto, il 30enne pestato, subirà l'intervento chirurgico per la frattura multipla al naso e riportata dopo la barbara aggressione, denunciata in mattinata in questura. Già fermati e identificati rispettivamente da polizia locale e agenti della questura di Venezia i 2 aggressori, la 19enne marocchina e il 25enne nigeriano, entrambi però già a piede libero, sebbene con una denuncia di lesioni in concorso. Ed ora una notizia giunta ora in redazione. I carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti in nottata in Vede Lago, la frazione Albaredo, dove alcuni residenti avevano segnalato in piazza 24 maggio un animato litigio in corso tra giovanissimi, degenerato con l'esplosione di alcuni colpi di scacciacani, a seguito della quale si era registrato un fuggi generale con qualche partecipante che aveva cercato un riparo provvisorio nei cortili delle vicine abitazioni. Già identificati dai militari dell'Arma alcuni dei partecipanti tra i 18 e i 19 anni, originari della zona e del Padovano, nessun ferito, indagini in corso anche sul verosimile movente del citato dissidio. Ed ora la pagina sanitaria. Sono 3 i casi di dengue registrati a Padova negli ultimi 2 mesi, una malattia non endemica ma portata da chi viaggia in zone tropicali e subtropicali. In piazza Mazzini è già partita la disinfestazione. Ancora un caso di dengue, ancora disinfestazioni. A Padova questa volta ad essere colpita è la zona di piazza Mazzini per un caso di febbre dengue trasmessa dalla zanzara tigre. Secondo le direttive regionali è stato già attivato l'intervento di disinfestazione per eliminare i focolai larvali in un raggio di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i primi contagi. Questo è il 3° caso in 2 mesi nella provincia di Padova, tutti provenienti dall'estero. In questo caso il contagio è avvenuto in Estremo Oriente. Si tratta infatti di una turista rientrata dalle ferie che manifestava una febbre sospetta. Le condizioni della paziente non destano però preoccupazione. Gli esperti dell'ULSS raccomandano a chi rientra da mete esotiche di continuare a proteggersi contro le punture di zanzare per non rischiare di diffondere la malattia. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio. Prima di collegarci con il nostro Christian Arboit, che si trova a Spresiano, per tornare a parlare del 18enne trovato senza vita sulla Pontebana, vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto. Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Sindaco, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. E Francesco Biasina, invece assessore ai servizi sociali di Silea. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dunque, non so se è pronto Christian Arboit, che dovrebbe essere davanti alla discoteca Odissea. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, dici bene, sono davanti all'entrata della discoteca Odissea con il titolare storico, lo conoscete tutti, è spesso nostro ospite, Giannino Venerandi, che saluto e ringrazio. Perché siamo qui con Giannino Venerandi? Perché si stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita, le ultime ore di vita del 18enne ritrovato morto sulla Pontebana a Nervesa della Battaglia, all'altezza del distributore Tamoil, dove ci trovavamo nel precedente collegamento. Con noi c'era anche il vice sindaco di Nervesa della Battaglia, che ha portato sul luogo della tragedia un mazzo di fiori. Le indagini sono in corso, le telecamere sono davvero al setaccio, al Tamoil, i nastri sono stati acquisiti questa mattina. Del resto ieri sera, nel corso del nostro telegiornale, il titolare Fabio Daniel li aveva messi a disposizione degli inquirenti e Giannino Venerandi fa altrettanto. Lei, Venerandi, mette a disposizione i suoi nastri degli inquirenti, perché parrebbe che il ragazzo sia stato qui nella serata appunto di sabato. Buongiorno a tutti. Questo lo dobbiamo verificare, appunto, perché se ci verrà fatta la richiesta di acquisire le immagini della serata, lo faremo come l'abbiamo sempre fatto. Senz'altro una vicenda molto triste, che però penso non riguardi fatti legati al locale, perché sabato è stata veramente una serata tranquillissima. Questo periodo è molto tranquillo qui da noi, quindi devo dire che almeno quello mi sento di confermare, che è stata una serata tranquilla con nessun problema di ordine pubblico. Ecco, questo è molto importante, quello che ci dice Venerandi, perché sapete che tra le piste che si stanno seguendo c'è anche quella di un'eventuale aggressione, di magari una rissa, una lite che poi appunto è sfociata in qualcosa appunto di tremendo. È una delle ipotesi sul tavolo, però Venerandi dice almeno qui all'interno del locale o all'esterno non ci sono state né liti né aggressioni, non c'è stato nulla di strano. No, tant'è vero che non abbiamo neanche richiesto mai l'intervento delle forze dell'ordine in questo periodo, quindi siamo veramente tranquilli da questo punto di vista. Certamente quello che può essere successo lungo la strada verso Nervesa della Battaglia si dovrà ricostruire, appunto. Ecco, diciamo che magari Venerandi, quello che potrebbe rivelarsi utile è capire se il ragazzo si sia allontanato da solo, magari a piedi, seguendo la direttrice verso Nervesa della Battaglia, per motivi che chiaramente dovranno essere chiariti, oppure sia salito in macchina con qualcuno. Il parcheggio è monitorato. Sicuramente, se ci verrà appunto fatta la richiesta di acquisire le immagini, le consegneremo anche quelle che ci sono presenti nel parcheggio, cercando di individuare appunto se fosse stato presente, dove è passato e con chi eventualmente è uscito. Va detto che l'Odissea è il locale principale della Marca, e non solo della Marca, è uno dei locali più sicuri in assoluto. Ne abbiamo parlato tante volte con lo stesso Venerandi, quindi insomma è monitorato. È molto monitorato, direi, talmente tanto che ci vuole veramente molto tempo per passare a setaccio tutto quanto il nostro impianto nel caso ci siano problemi di questo tipo. Infatti ci vuole sempre un paio di giorni per eventualmente acquisire tutto quanto il materiale, però fortunatamente, avendo un impianto molto importante, spesso abbiamo ricostruito tutto quello che ci veniva richiesto e abbiamo anche
risolto quasi sempre i problemi che ne sono derivati da serate particolari. Grazie Venerandi. Daniela, ti lascio con l'immagine di una delle tante telecamere, questa è puntata sull'ingresso, questo vuol dire sicurezza e insomma staremo a vedere nelle prossime ore. Grazie Giannino Venerandi, titolare dell'Odissea. Da Spresiano con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboite e Nicoletta Rizzetto, ovviamente telecamere che probabilmente verranno acquisite dai carabinieri per cercare di costruire che cosa è accaduto a quel 18enne. Come abbiamo detto, nulla c'entra ovviamente legale, ma si stanno ricostruendo gli ultimi momenti di vita del giovanissimo. Siamo qui anche per parlare però di un altro argomento che, di cui abbiamo parlato tanto nelle nostre edizioni dei telegiornali, che sono le baby gang, gli atti vandalici. Ne abbiamo visti fra l'altro poco fa anche nel Bassanese, quindi non riguarda ovviamente solo il Trevigiano. Uno dei comuni presi di mira è il comune di Spresiano, l'abbiamo visto, abbiamo sentito anche che un 15enne è stato fermato mentre stava... Silea, Spresiano per... Silea. Mentre appunto stava insomma creando dei problemi in una via e l'ultimo fatto davvero sconcertante è quello di questi 18enni che hanno tirato fuori una scacciacani e hanno cominciato a sparare. Questo non c'entrate voi, ma c'entra il comune di Vedelago. Però il problema è di questi giovanissimi si parla, non si deve dire mai sono baby gang, non si deve dire che sono, però insomma comunque quando sono in gruppo, vogliamo chiamarli gruppetti, però quando sono in gruppo creano non pochi problemi, Assessore. Certo, qui si tratta di ragazzi che hanno problemi. Io in realtà anche a me non piace scatolarli in baby gang e credo anche non sia una cosa territoriale. Sicuramente quello che è successo a Silea, ma domani succederà a Treviso e in altri comuni della provincia. Tra l'altro è un problema nazionale, perché se si legge da Milano in giù è veramente un problema, ed è un problema secondo me che va preso con metodi completamente nuovi, perché è un problema completamente nuovo. Io credo che il grosso problema sia quello che le famiglie non abbiano strumenti necessari per gestire questi ragazzini. Da noi i servizi sociali arrivano delle famiglie completamente sprovviste e ci chiedono aiuto e non sanno più cosa fare con i loro figli, e si arriva ad avere dei 15enni, che è inimmaginabile, perché io capisco magari l'età dei 20 eccetera, stiamo parlando di ragazzini di 15 anni che quindi sono appena usciti dalle medie e che sono ingestibili e che fanno uso di sostanze, bevono come spugne, e quindi la cosa è sicuramente preoccupante. Ci tengo anche a dire che in realtà stiamo parlando di una percentuale veramente poi esigua di tutti i nostri ragazzi. Le progettualità di quest'estate, penso in ogni comune, penso a Spresiano, come Silea, come Treviso, sono veramente tantissime e sono strapositive, e il 95% dei ragazzi secondo me veramente sono bravi ragazzi. Il 5% fa la storia ed è lì il problema. Dobbiamo intervenire con il 5% in maniera completamente diversa, creando anche delle strutture magari parallele al carcere, non lo so come, al penale, però per rieducarli devono essere stoppati. A me piace il termine arresto, visto anche in maniera molto propositiva. Si bloccano i ragazzi e da lì si comincia a ricostruire. Sindaco, è vero che è una piccola parte, ovviamente non possiamo parlare di giovani in generale, ma una piccola parte di questi giovanissimi. Adesso abbiamo parlato di 15enni, ma insomma 18enni con scacciacani in mano, insomma fa pensare, ecco. Poi lo fanno in una piazza dove i residenti si sono davvero allarmati. È una situazione, è un fenomeno che preoccupa, perché poi questo 5%, come si diceva con l'assessore, però creano danni nel comune, danni che deve pagare poi il comune. Sì, io concordo quasi con tutto quanto è appena stato detto, al netto del fatto che non credo che sempre siano ragazzi con problematiche. Talvolta sono anche ragazzi che agiscono per noia e magari provengono da famiglie cosiddette per bene e non hanno mancanze di sorta, per cui sì, molto spesso sono ragazzi provenienti da famiglie disagiate, diciamo così, ma talvolta invece c'è anche chi proprio per noia fa un certo tipo di atti e questo mi preoccupa ancora di più, se devo essere onesto.
è chiaro che noi la vediamo dal punto di vista del comune e diciamo sì, ci creano danno e siamo costretti a mettere a posto il danno, però il danno vero è quello di non riuscire a educare, quindi sai, un campetto da basket lo risistemi, la retina la ricompri nuova, il problema è che non sistemi la testa di queste persone. E allora sono d'accordo che serva un modo nuovo di rieducare, non so se diciamo, la misura alternativa, in questo caso chiamiamola così, a una misura detentiva possa essere la soluzione giusta, ma non lo dico per dire no, non lo è, dico non so quale possa essere la soluzione, perché noi comuni ogni giorno siamo a combattere, no, per vedere qual è la misura migliore, e credo che anche qui bisognerebbe essere un po' più soggettivi e un po' meno oggettivi, nel senso che a taluno può servire un certo tipo di reprimenda, ad altri un altro, perché io a casa mia quando ero bambino, se mi dicevano paghi quello che hai rotto, sta sicuro che bastava e avanzava come pena rieducativa, perché poi dopo ci pensavano i miei genitori. Magari a qualcuno che non ha problemi di soldi dice vabbè pago e chi se ne frega di mio figlio, allora lì ecco bisognerebbe magari cercare qualcos'altro. Certo è che se non si parte dalle famiglie, come appena detto, non si arriva da nessuna parte, perché il pubblico e l'amministrazione può fare tutto quello che c'è da fare, ma se di base non c'è la ferma volontà della famiglia a rieducare, non si arriva da nessuna parte. Diceva però l'assessore, insomma, alcune famiglie sono davvero inermi di fronte a questa situazione, non sanno come gestire il proprio figlio. Ci sono persone che addirittura, famiglie che dicono vi prego, gestitelo voi, perché noi siamo disperati. Assolutamente, ma allora lì serve un tipo di azione magari un po' più dura e anche più duratura, no? Il fatto che probabilmente anche, lo chiedo anche all'assessore, poi lo chiedo anche al sindaco, la legge un po' li tutela, essendo minori, e quindi ci sono le strutture, però strutture dove loro scappano poi nel giro di poche ore, quindi sì. Questo potrebbe essere, ma la cosa, ecco, e un'altra cosa che chiedo a voi due, è la cosa sconcertante, che non hanno assolutamente nessun timore nei confronti di nessuna divisa, anzi abbiamo visto il 15enne di Silea che è stato fermato, bloccato, perché insomma ha cominciato ad aggredire i carabinieri, cosa che probabilmente ai nostri tempi, sindaco o assessore, non sarebbe mai accaduto, ecco. Sì, assolutamente, ma io credo che il fattore 15 anni o 12, parlavo con dei colleghi di San Patrignano, attualmente a San Patrignano hanno aperto una comunità di 12enni. Io credo che sia un fattore importante. A 15 anni la maturità non ce l'hanno, e se poi ci si mette anche uso di sostanze o alcol a 15 anni, 12, 13 diventa devastante, per cui non c'è più il limite, non c'è neanche la maturità per capire che quello deve essere il limite. Il problema è che poi le famiglie, chiaramente io lo parlo anche un po' per il lavoro che faccio anche all'USL, arrivano a portarceli, a consegnarceli, e non ci sono strutture che sono in grado veramente di reggere la situazione, perché poi questi ragazzini arrivano comunque sfasati, perché l'uso di sostanze comunque li sfasa, e li sfasa perché hanno 15 anni, quindi è chiaro che la reazione di un 20enne, di un 25enne rispetto a delle canne o a cose peggiori diventa sicuramente meno incisivo che un 15enne o 14enne, dove in realtà inizia già con queste sostanze. E il fattore poi di mettere in comunità, le comunità non ci sono comunità in grado di reggere questi ragazzi, lo sappiamo, perché sia come USL che a livello nazionale il tipo di risposta deve essere completamente nuovo, ed è lì che secondo me dobbiamo un po' battere anche a livello nazionale. Guardo anche i colleghi, cioè noi dobbiamo creare delle strutture che siano in grado di resettare questi ragazzi, riportarli a una condizione di normalità, anche rispetto all'uso di psicofarmaci, che anche quello è importante, e dopo rieducarli con l'aiuto della famiglia. La famiglia, anche a livello nazionale, secondo me, la famiglia deve stare con i ragazzi, deve dedicare del tempo, non può essere i 15 giorni di vacanza che ti permettono di diventare papà o mamma.
Lo sappiamo che è dura, sappiamo che la famiglia è completamente sfasata, sappiamo che i genitori, la famiglia di una volta non c'è più, lo sappiamo tutti, i nonni erano straimportanti su queste dinamiche familiari dove il nonno comunque c'era, dava continuità, la nonna ti dava il pranzo. Adesso non è più così, i ragazzi sono in giro tutto il giorno e sono in giro tutta la notte, perché da noi girano dalle 3 in poi, se dici a 15 anni, per me era inimmaginabile. Sindaco, la cosa che più fa pensare è che poi è vero che è un 5% rispetto a un 100% di 95% di giovani che invece sono giovani bravi, e però questo 5% rischia di coinvolgere anche altri, perché poi da uno fa il gruppetto. Io ne ricordo proprio un'intervista a Silea di una mamma che diceva: io ho un 14enne e noi siamo ben attenti alle compagnie che frequenta, proprio perché basta un attimo ad essere coinvolto poi nel gruppetto, quindi quel 5% si rischia che possa essere più ampio, ecco. Sì, è chiaro che c'è anche questa magari un po' voglia di emulazione, ma non solo, anche il fatto di trovarci in mezzo, in quel caso lì può essere, ma questo penso sia una cosa che c'è sempre stata. Il 5% c'è sempre stato. È che adesso le cose che fa questo 5% sono particolarmente gravi, e lo fa anticipando, anche precorrendo quelli che erano i tempi di una volta. Io sono papà di 3 figli e quindi mi preoccupa molto la cosa. Tra l'altro la più grande ha 13 anni, per cui è in piena età strana, no? In preadolescenza, per non dire già in adolescenza, perché le femmine sappiamo tutti che sono più avanti, no? Ma capite bene che sì, non è semplice passarci del tempo assieme, non è semplice trovare degli interessi comuni, che magari una volta era un po' più facile perché c'erano meno distrazioni, c'erano meno, come dire, c'erano meno grilli per la testa. E lo dico io, che i miei genitori dicevano la stessa cosa di me, no? Perché però ecco, era più semplice magari andare a fare una passeggiata al Piave rispetto ad adesso. Adesso sai, se non vai a fare shopping piuttosto che a fare qualcosa di particolarmente figo da immortalare anche in una foto, piuttosto non va bene. Per cui ecco, io sono proprio preoccupato da tutto quello che c'è attorno. Mi piaceva quello che è appena stato detto, il fatto di vedere tutto e rivedere tutto in maniera nuova. Il problema è che noi in Italia siamo lentissimi, e quando arriveremo a rivedere tutto in maniera nuova sarà già vecchio per quello che ci sarà allora. Per cui qui c'è stato un periodo in cui la programmazione è stata zero. Non era facile farla, perché non era assolutamente facile farla, però qualcosa in più si doveva fare. Perché attenzione, non è solamente il problema del disagio giovanile, ce ne sono tanti altri e abbiamo tante altre strutture che mancano, ahimè. Certo. E adesso però bisogna anche essere bravi e seri ed onesti e dire qual è la priorità. Si prende e si porta avanti quella. Non andiamo avanti come l'italiano medio che dice portiamo avanti tutto per far vedere che si porta avanti e poi dopo non si arriva a portare a termine nulla. Scegliamo una strada e andiamo avanti con quella e stringiamo i denti con le altre, perché qua siamo sempre in continua emergenza e non riusciamo a cavarne un ragno dal buco. Per cui secondo me è fondamentale che anche tra amministrazioni si dica bene, la priorità sono i giovani, via coi giovani, attenzione che non vuol dire lasciamo stare gli anziani piuttosto che i disabili, non è questo che voglio dire, però portiamone a termine una alla volta, perché altrimenti non ne usciamo. Ecco, quello dei giovani è davvero un fenomeno davvero preoccupante, perché ripeto, non parliamo sì del 5%, poi parliamo di 18enni che vanno la sera e insomma c'è un fuggi e si nascondono nelle case. Questo è davvero preoccupante, hanno 18 anni. Non voglio, ma voi avete visto qual è l'ultima moda su TikTok? L'avete visto? Perché ve la dico io, allora, se non l'avete vista o se... Io non guardo TikTok, però, no, ma attenzione, non era no, perché certo. Io sì ce l'ho, ma non certo. Essendo più giovane, certo. Non è che frequenti molto. Comunque c'è, adesso mi ricordo si chiami sexy roulette o sex roulette, una cosa del genere, e praticamente la gara qual è? È di fare sesso non protetto e vedere chi riesce a non rimanere incinta. Chi rimane incinta posta il test di gravidanza e poi dice che ha abortito. Attenzione, c'è già
la parte ulteriore di fare addirittura sesso in gruppo, tutti 13enni, 15enni, attenzione, sto parlando di questa fascia di età, non è che stia dicendo, è anche con personaggi sieropositivi e fatto non protetto per vedere, cioè, ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che questo non è un problema? No, ma attenzione. Una follia. A me neanche nel peggior film del... no? Cioè, Arancia Meccanica è una roba da educandi, voglio dire, rispetto a una cosa del genere. Eppure questo ci si spinge sempre troppo in là, no? Però questo io appena ho letto questa cosa ho detto no dai, è una fake news, e invece... No, è vero. Ma si potrebbe in qualche maniera limitare l'uso dei social per i minorenni, perché se poi l'uso dei social è questo risultato, io insomma penso, perché poi ovvio che purtroppo anche a età tipo 11-12 anni ormai hanno i cellulari, però insomma io ho una bambina di 12 anni, il cellulare potrebbe averlo se per caso ha un problema, ma tutti i social sono stati bloccati, quindi lei non entra da nessuna parte. In questo caso c'è una mancanza della famiglia, allora? Io credo che l'esempio sia come sempre fondamentale ed è interessante che quando si parlano alle famiglie, ai mamme e ai papà, loro riportino sul che il problema è quello di mettere comunque dei limiti ai ragazzini. Però il problema è quello che i genitori lo usano perennemente, per cui la cosa interessante è che io poi faccio sempre l'esempio al papà o alla mamma di sperimentare quante ore lo guardano loro, e in realtà vengono fuori ore esorbitanti, perché poi è l'esempio che conta, c'è poco da fare, quindi è chiaro che se la mamma e il papà usano perennemente il cellulare, i ragazzini entrano in maniera... C'era un'esperienza che mi dicevano in consultorio l'altro giorno, dove i ragazzini, i bimbi appena nati, in maniera inconsapevole viaggiano solo osservando la mamma che dà attraverso la suzione del latte al mattino, quando dà il latte, riescono in maniera inconsapevole, cominciano a usare in maniera anche loro inconsapevole le dita per scorrere, che è una cosa incredibile, è l'esempio che conta. E quindi secondo me veramente il fondamento principale è cominciare a lavorare con le famiglie, però lavorare tutti in un'unica direzione, che è quella del bene dei ragazzi, ma probabilmente anche del bene delle famiglie, perché poi la famiglia è il fulcro di tutto, e secondo me noi chiediamo tanto, anche come amministratore, nel senso che stasera ho un appuntamento con i volontari e abbiamo fatto un mega spottone a tutte le famiglie per chiedere venite ad aiutarci. Alle famiglie noi chiediamo veramente tanto, però poi in realtà forse diamo poco ma di qualità, manca la comunità, l'impegno, quello delle sagre, cioè il divertimento, quello sano. Ricordo un comune qui del Trevigiano, mi pare che sia Carbonera, siamo anche un po' siamo quasi al termine, che diceva quando vengono identificati questi minori insomma responsabili di alcuni di reati, perché poi sono reati veri e propri, lavori socialmente utili, il comune li mette a disposizione di cooperative piuttosto che di associazioni per renderli partecipi, per cercare di toglierli, magari così si annoiano un po' meno, e farli lavorare. Secondo lei, sindaco, questo potrebbe essere una... Ma secondo me tutto può essere utile, quindi ripeto, per ognuno c'è un qualcosa da fare, e l'abbiamo fatto anche noi. Io ricordo appena sono stato eletto sindaco, ci sono stati dei ragazzini che sono andati sopra il tetto della palestra, e poi dopo non sono più stati capaci di venire giù, e quindi sono andati i vigili del fuoco, quindi intervento che dice tutta una cosa... E quando sono tornati giù, li ho fatti venire in ufficio da me, e gli ho detto guarda, sarebbe bene che magari andaste a fare un po' di ore in casa di riposo, magari con gli anziani, che così... No? Ora io non lo so, io sono d'accordo che i lavori socialmente utili potrebbero essere corretti, o magari appunto qualcosa di volontariato. Non so se si possa obbligare, non so se si possa fare un regolamento in tal senso, non lo so, però mi informerò. Perché di certo una cosa che ho imparato negli anni è che a fare le cose distinto poi dopo si rischia anche di trovarsi con la lama in mano e non il manico del coltello. Per cui sicuramente ben venga la cosa, se è una cosa spontanea o è un accordo credo che non ci siano problemi, se c'è invece l'obbligo da parte del comune credo che sia un po' diverso. Io l'altro giorno, quando ho avuto quest'atto
su un quadro elettrico di un campo da basket, diciamo che ho sbottato, per dirla come, anche se non so, perché ormai anche sbottare probabilmente è da boomer, no? Adesso ci sarà un nuovo modo per dire quando uno si arrabbia, però ecco, ho detto bene, allora vieni identificato, mi paghi il danno. Non hai i soldi per pagare il danno, benissimo, ti tolgo un servizio. Oppure ti tolgo un contributo alla famiglia, che non vuol dire solamente un contributo sociale, certo, del tipo o la famiglia è in difficoltà, ma magari, sai, usufruire del sistema di trasporto pubblico è un servizio, hai un credito, anzi hai un debito nei confronti del comune, io fin tanto che quel debito non è saldato ti tolgo sta cosa qua. Cioè, certo, trovare un sistema, però chiaramente io l'ho detto, ho già parlato con gli uffici e fin tanto che non ci sarà una regolamentazione strutturata della cosa, poi quando ci sarà ve lo dirò sicuramente. Assessore, un'ultima domanda perché siamo al termine. Sono stati poi individuati i responsabili degli atti vandalici in biblioteca e al... Sì, noi in realtà sappiamo chi sono, conosciamo anche le famiglie e tra l'altro abbiamo un bellissimo rapporto anche con le famiglie e quindi è lì che secondo me la cosa è un po' nuova, sono veramente ragazzini conosciuti e anche che hanno una storia anche con noi. Cosa si può fare? Sicuramente l'atto quello di pagare, di chiedere i danni, però secondo me non è risolutivo perché è quello che abbiamo detto prima. Sui lavori socialmente utili io sono d'accordo, ma non è l'unica soluzione perché poi secondo me in tante volte si chiede ad esempio ai CEOD, ai centri per i disabili, di prendere sti ragazzi perché loro sono i numeri uno, per cui a livello relazionale danno quello che loro non hanno e secondo me è quello il punto. Secondo me bisogna ripartire da una prevenzione fatta su piani di quello che manca è veramente una rieducazione all'affettività che deve partire secondo me dalle scuole. Siamo arrivati davvero al termine, io ringrazio il Sindaco per essere stato con noi, ringrazio anche l'Assessore, ovviamente un argomento di cui si parlerà, si continuerà a parlare ancora, noi speriamo di non parlarne più, speriamo di non dover registrare altri atti vandalici, ma purtroppo insomma abbiamo visto nella cronaca, abbiamo visto il fatto di oggi e quindi se ne parlerà ancora. Grazie davvero all'Assessore, grazie al Sindaco, ringrazio i registi che ci hanno seguito fino qui, io vi do appuntamento a domani per la prima edizione, grazie, arrivederci.